Si tratta di entrare e prendere i bambini a scuola, non è tanto, è questione di secondi, e poi che c'era dentro un altro bambino. Io l'ho saputo oggi tramite un avviso che hanno lasciato le maestre nella bacheca. Con in braccio i propri figli, papà e mamme escono dalla scuola per l'infanzia Maria Immacolata di Villorba. In testa stupore e rabbia per la tentata rapina avvenuta proprio qui nel piazzale. Per loro, nella bacheca, anche un invito. E di non lasciare logicamente cose in vista in macchina, borse e quant'altro, oggetti comunque di valore che potrebbero attirare questi malviventi. Non bisogna distrarsi neanche un minuto. A lasciare disarmati, infatti, è proprio l'aggressività dimostrata dal ladro, del tutto incurante che fosse ancora giorno, e del via vai di adulti e bambini nell'orario di uscita dall'asilo. Purtroppo agire alle 4 del pomeriggio, quando non c'è ancora, diciamo, il buio totale, vuol dire che ormai ce ne freghiamo un po' di tutti, ecco. Non sentirsi sicuri neanche a prendere i figli a scuola, no, fa male dentro. L'impressione diffusa è che si sia superato un limite. A dirlo è il sindaco di Villorba, Marco Serena. Fa pensare ancor più che non ci si fermi nemmeno di fronte a un adolescente che, impaurito dall'occorso, cerca comunque di difendere la borsa della mamma, e quindi questo bimbo viene preso a schiaffi sulle mani per fargli mollare la presa. Sì, diciamo che questo è certamente preoccupante, perché vuol dire che si è superato un limite. Sindaco che ha avuto parole di riconoscenza per il coraggio e il senso civico dimostrato dall'uomo intervenuto in soccorso del bambino. Questa mattina ho rintracciato l'ulteriore cittadino che è intervenuto, complimentandomi per il senso civico che ha dimostrato.